Qui sono stati invitati i parlamentari eletti in Veneto e i veneti eletti fuori dal Veneto. Rappresentate una regione che mette al primo posto delle aspettative ovviamente il tema dell'autonomia. Una cinquantina di deputati e senatori veneti hanno risposto all'appello del governatore Luca Zaia, che ha voluto riunire tutti gli eletti per chiedere loro garanzie sulla battaglia che dovranno affrontare in Parlamento per l'autonomia del Veneto. Io spero che la squadra veneta si faccia sentire. Dalla mia modesta esperienza di nazionale e di ministro ho visto che altre squadre, quando ci sono interessi territoriali, in maniera trasversale alla politica si fanno sentire. Non capisco per quale maniera non si possa partire questo giro con questa legislatura col piede giusto. Presenti esponenti di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Ciascuna di esse, pur con qualche distinguo, ricorda il governatore, si è dichiarata a favore dell'autonomia. Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti, a prescindere dai colori dell'esecutivo che andrà a insediarsi. Il governo comunque di riffo di raffa si fa, sarà questione di qualche giorno, qualche settimana, ma si farà qualcosa. Dopodiché io dico che per me è fondamentale che la squadra veneta che è in Parlamento, che è lì e che non se ne andrà a casa, difenda fino in fondo l'autonomia. Difendere l'autonomia vuol dire avere rispetto per i veneti che l'hanno richiesta. Il 22 ottobre in Calza Zaia la stragrande maggioranza dei veneti è uscita sotto una pioggia torrenziale per votare su questo tema. È una richiesta che ci fanno tutti, dall'anarchico a chi non ha mai mancato un'elezione. Anche se qualcuno dice che non ci sono i numeri per fare un governo, i numeri per fare l'autonomia invece ci sono tutti. Io penso che i parlamentari vadano in Parlamento a rappresentare prima il popolo veneto e poi i loro partiti. Quindi sono dei temi sul territorio che non hanno ideologia politica, cioè quello dell'autonomia, quello di portare le Olimpiadi, quello di risolvere il problema delle mamme e dei FAS, il tema del Teatro Stabile del Veneto e molto altro ancora. Qui la politica se ne deve star fuori e ci vuole l'operatività veneta.